Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, Euro Truck Simulator 2 Fioi, la tappa di oggi, Nizza, Marcello a portare sabbia, guardate che tramonto bellissimo qui a Nizza, e grazie per le luci, che adesso veramente mi avete spiegato bene come non mi ricordavo più, come accendere, ci siamo perfetti. Ok, teniamo queste, andiamo così, andiamo, qua siamo in una brutta zona, raga. Devo stare molto molto attenti. Oh, cioccume, sempre quando andiamo qua in queste miniere qua, cazzo andiamo. È un disastro. Ok, siamo riusciti a uscire al primo colpo, quindi questa è già una soddisfazione. Sono 303 km. E siamo molto stanchi. Ai ai ai, stiamo, ecco, non si vede più un cazzo praticamente. Adesso dobbiamo trovare subito un posto dove dormire, che sarà praticamente lontanissimo. Bene. Adesso ci gustiamo il panorama. Mamma mia. Dobbiamo fare un bel po' di chilometri così. Praticamente non vediamo un cazzo, perfetto. La cosa mi gasa. Dobbiamo arrivare entro martedì alle 15:53. E comincia anche a piovere, benissimo. Ma che cazzo, vai. Leggera pioggia qui a Nizza. Non ci voleva proprio anche la pioggia. Mamma mia, bravo Kuma, ok. Bene. Ok, a 2 velocità. Possiamo tenere questa intanto. Guarda che bello però. Eccola qua, dai, siamo vicini alla zona di riposo, perfetto. Che si vede male adesso. Con la pioggia. Devo andare così. Adesso, dove cazzo entro per andare a riposarmi? Vabbè, carburante ne abbiamo. Sono le 21:14. Ah, ok, adesso da di là entro, perfetto. Che mi faccio una bella dormita. Non c'è nessuno in giro. Questo è per gli abbaglianti, ma non servono. Adesso da dove cazzo? Aspetta un attimo. So come faccio? Eh... non posso mica, vado troppo fuori. Devo andare dritto bene. Vai. Ho paura di perdermi poi ragazzi, meglio evitare. Speriamo di trovarlo velocemente anche di qua, se no sono cazzi, cominciamo proprio a non vedere niente, niente, niente. Ah, Dio, come ho fatto a ritrovarmi così, cazzo. Difficoltà comendiane adesso. Forse ce l'abbiamo anche di là, forse, speriamo. Ok, fioi. Siamo in direzione Marsiglia Center. Mi sta piovendo qui in France. Guarda che bello però. La nuova DLC è veramente, veramente bello, eh. Eccolo qua, perfetto. Yes! Molto bene. Lo so che sono molto stanco. Però è di là, porca puttana, mamma mia. Devo comunque uscire.
Devo uscire per forza, ragazzi. Aspetta, vediamo se ce l'ho. Devo uscire, ragazzi, se no rischio veramente di distruggermi. Dai, c'è anche traffico, madonna sti stronzi di... Ecco, mi becco anche se siamo sempre a Nizza, stiamo girovagando per Nizza. Dai, dai! Ma puttana miseria. Me vado per di qua e vaffanculo perché devo fare presto. Intanto questi vanno più veloci di me, quindi. Adesso li supero io però. Buono, come sorpassa tutti, ma chi se ne frega. Anche se siamo in centro città. Così forse mi risparmio anche la pioggia, forse. No, no! Ma porca troia, mi sono perso anche l'uscita. Tipici vaneggi come indiani. Ok. Adesso si va a dormire, raga. Con qualche puttanone francese. Ok. Yes! Mi sto riposando. Ah, vai, trombiamo queste francesine. Ok, perfetto. Non piove neanche più. Perfetto. C'è andata veramente di culo. Ok. Adesso si riparte in direzione Marsiglia centro. Questa bella giornata. Andiamo via. No, dai, semaforo rosso no, ma che palle. Andiamo dritti e vaffanculo. Il come non vuole rispettare la legge. E adesso andiamo. Ciao Nizza, siamo stati 10 anni a Nizza, cioè abbiamo fatto veramente di tutto. Cos'è questo? Lo stadio del Nizza? Sembra un po' grande, cazzo è? E andiamo, fioi. Adesso vediamo Marseille. Pa 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 para pa pa. Noi andiamo a Marcella. La Costa Azzurra, fioi, ce la godiamo. Stanno superando tutti, comunque mettiamole, dai. Mettiamo i cosi, i fari, ancora presto, è giusto. Buono, perfetto. Siamo in marcia, fioi, siamo in marcia. Guarda che larghe qua le strade, bellissimo. Le strade sono mie. Superiamo tutti. Guarda questo Vardia, va. Ma fammi passare, chi cazzi. Oh, deve rallentare, qua c'è il cume. No! Mamma mia. Sì, guarda, se andavo leggermente più avanti, ma lasciamo perdere, senza rompermi i coglioni di andare di nuovo a Nice. Non ho parole. Guarda che belli quei pedaggi. E quindi? Posso passare? Ah, ok, vabbè. Non ho ben capito, però. Io sono passato. Mancano 197 chilometri all'arrivo a Marsiglia. Dai, ma che sto camion è più lento di non so cosa, mamma mia.
È di una lentezza disarmante. Quasi inaccettabile. Na na na, la 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 la, la 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 la. Guarda il treno, che bello. No, per guardare il treno, eccole qua. Arrivano i vaneggi comediani, ragazzi, che bello, finalmente. Ci mancava il primo incidente serio. Che due maroni. Però era giusto guardare il treno in quel caso, cioè, quindi non sono pentito di quello che ho fatto. È giusto così, raga. È giusto così. Sono le sentenze comendiane queste. Dai, però, madonna, sto Volvo qua è veramente un deprimente. Il camion più deprimente della storia. Dai, vecchio, su. Dai, amore mio. Siamo ai 99 orari, voglio arrivare almeno a 130. Dai, dai. Adesso dobbiamo spingere. Vai che andiamo, vai che andiamo. Vediamo un po' qua. Cosa sono portare sabbia a Marsiglia? Perché sabbia a Marsiglia? Dovrò portare un camion di zoccolone da Nizza, altro che la sabbia. 139 km, signori. E se esploriamo tutta la Francia, vediamo sto DLC. Va, scusa, scusa, ma perché? Perché devi metterti vicino a me? Non rompere i coglioni con sta smarta della minchia. Mamma mia, guarda, va, Vardio, Vardio, mette la freccia, va di qua, va di là, sei sulla strada, no? Fa culo. Ci devo stare anche attento perché c'è un sacco... Madonna, c'è coda, però, eh. Mi metto di qua stavolta per sicurezza. Cosa ho fatto? Ma che palle, oh, però. Solo perché mi butto all'ultimo secondo, non può essere un problema. Devo pagare 53 euro. Bene. Ok. È stato un viaggio un po' turbolento, questi incidenti, vaneggi, un po' di cazzate comendiane sono state fatte oggi. Bene. Vai Comendon. Il nostro mitico Cume alla scoperta della Francia, fioi. Tempo è buono, tutto regolare. 100 km, fioi. 100 km. Comunque mi piace proprio come è fatto, ragazzi, ve lo consiglio proprio lì al sì. Io l'ho pagato 12 euro su Instant Gaming. Comunque non costa tantissimo, cioè... Dopo qua, dopo la fine della Francia mi piacerebbe fare la Scandinavia, visto che l'abbiamo vista solo con la mappa, invece volevo vederla fatta da, insomma, ufficiale. Che palle, però devo ricominciare da capo, adesso basta, non ne metto più per un bel po' le mod, oppure le metto sul portatile, non lo so, perché... Due carriere ho ricominciato, Dio Cristo. Devo andare di qua, perfetto. Mamma che casino. Bravo, il Cume l'ha azzeccata, meno male. Bello però, guarda quante snodi, robe, bello, bello. E qua si va verso Marseille. Perfetto. E adesso tutta una tirata, fioi. 68 km. Ok. Adesso andiamo per di qua. Guarda quanti snodi.
Perfetto. Ormai siamo arrivati in questa bellissima giornata. Guarda che bello. Col nostro Volvone, no! Mamma mia! Quando faccio così rischio sempre l'incidente incredibile. E passa, passa, passa! Ma perché fai così? Ma passa rincoglionito, mamma mia! E come ho già la meta, la vedo già nel GPS. E siamo a Marsiglia, Parappa. Marsiglia esplorata. Buon voyage. Seconda città esplorata. Molto bene, molto bene. Piano. Ok. E siamo arrivati. Oh. Ecco per sicurezza. Perfetto. Molto bene, qua ho preso un po' il marciapiede, ma chi se ne frega, licenze poetiche comendiane. E siamo arrivati, la 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 la. Siamo arrivati, bene. Buon viaggio, qualche incidentino qua e là, ma per il resto non male. Eccolo qua, cos'è il porto di Marsiglia? No. Vai, superiamolo, veloce, però veloce. Oddio, rischiamo il frontalone qua. Perfetto, arrivati. Buono, molto molto bene. Molto molto good. Ok, girata positiva. Perfetto. Guarda che bello, guarda che bello. Il porto di Marsiglia, fie. Adesso dobbiamo girare dove? No, non penso di qua. Dove cazzo devo andare? Panico cubendiano, signori. Qua forse. Ok. Perfetto. Ah, questo parcheggio è anche duro, raga. Ai ai ai. Questo parcheggio sarà un po' impossibile. Sì, ciao. Per il cubo sto parcheggio è no impossibile di più. Io ci provo. E vabbè, questa è una prima cagata, sono 10 ore. Me lo dico già ragazzi, 10 ore. Perché c'è da che dopo 10 ore, 15 mesi e 10 giorni che affemo. Dai che gaffemo. Se devo solo mettere un attimo più dritto e gaffemo. Ma perché non vai? Eccola qua, yes! Mamma mia. Che dura case. Ok, ottimo lavoro, vai. Dai. E ho danneggiato un po', cazzo. Buono.
Raga, sono il commendatore veneziano, l'azienda è tornata alla grande da Veneziani Trasporti, niente, fino al prossimo video. Ciao!